Ben ritornati a tutti quanti, oggi primo video dell'anno, tanti auguri intanto. Mi trovo a Brendola, sono in Piazza della Vittoria, qui dietro c'è l'Incompiuta e adesso vi porto a fare un giro sui miei colli iberici. Qui c'è subito il cartellone che indica la porta dei Iberici. Io oggi, siccome sono gonfio di cibi, panettoni vari, via dicendo, faccio un anello semplice però molto gustoso perché ci saranno diverse cose da vedere e farò l'anello verde. Quindi si parte. Il sentiero si imbocca da via La Marmora e adesso eccoci qua. Alle, vai che si va. Ecco qua il nostro cartello indicatore e si sale. Si parte subito su questo sentierino. Dai, andiamo avanti che ce n'è di roba da farvi vedere. Qui siamo in piazzetta del Vicariato, è un angolo silenzioso, molto suggestivo, che ci proietta in una dimensione d'altri tempi. Ma noi proseguiamo di là. Eccomi, Piazza del Popolo e Chiesa di San Michele a Brendola. In questo punto la strada Porta dei Iberici si separa. Io seguo il sentiero verde come indicato qui, altrimenti per chi segue le altre colorazioni deve andare di là, ma io vado su questo. Avete visto l'indicazione poco fa, segna castello, quindi aspettatevi robe forti. Eccoci qua alla Rocca di Brendola, castello fortificato e reggia dei vescovi. Credo intorno all'anno 1000 si possa attestare la sua costruzione. Mi piace farvela vedere perché in un video di un mio brano, anzi di un brano divenuto poi del canale Opera Uomo Asimmetrico, il video è stato girato proprio lì. E faccio anche un racconto di vita e di storia personale privata. Qui un tempo, quando eravamo dei ragazzini, venivamo a fare le feste di inizio estate e di fine estate con i miei amici. Ora passata la rocca si entra da quel cancello che vi ho fatto vedere e si procede giù per questa strada. E adesso vi faccio vedere delle cose veramente incredibili qui sui Colli Iberici.
Bene, il sentiero della Porta dei Berici Verde passa anche per il sentiero Natura, che a sua volta passa per un sentiero che ricorda la Grande Guerra. Per quello qui, in questo punto, sono questi aerei, queste postazioni militari carri armati che ricordano appunto la Grande Guerra che si è combattuta qui nelle nostre zone, qui nel Vicentino, e anche i Colli Iberici volevano evidentemente dare il loro bel contributo, e in questa zona, in questa oasi, credo che anche pochi vicentini conoscano questo posto. Adesso sto costeggiando i campi del minigolf, quindi cosa c'è da dire di questo sentiero, di questo percorso? Che è molto vario, molto ricco, ci sono tante cose da vedere, ed è per quello che ho anche voluto portarlo su questo video, perché secondo me è molto completo, facile, secondo me è proprio per tutti, e quindi io vi invito anche con questo video di venire nei Colli Iberici, insomma, perché sono sempre da scoprire e la magia è tanta veramente. Comunque sono appena stato fermato da dei signori che stavano giocando a golf, mi hanno detto di provare assolutamente questo sport che loro denominano come droga verde, e quindi magari un video prima o poi giocando a golf ve lo posso anche fare, scrivetemelo sui commenti qui sotto se volete un video sul golf. Allora, come primo video dell'anno nuovo mi viene sicuramente di farvi gli auguri, e ebbene sì, io vi faccio gli auguri di un buon anno nuovo, perché comunque il tutto dipende da noi stessi, tutto dipende da ciò che vogliamo fare, da ciò che vogliamo essere, da ciò che vogliamo scegliere. Quindi il mio augurio è veramente di un buon anno intanto. E poi così sapete che camminando mi viene da fare le riflessioni solite, e io non vi auguro di evolvere, vi auguro di espandervi. Questo vuole essere il messaggio di questo video che mi viene dal cuore dei miei Colli Iberici.
proprio sul più bello, come nelle migliori storie, che evidentemente non possono avere un finale, l'audio della mia fotocamera mi ha abbandonato. È un chiaro segno che la magia dei Colli Iberici non deve e non può finire con questo video. Quindi vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere like, a commentare qui sotto, che ci rivedremo al più presto, al prossimo video. Ciao a tutti e ancora buon anno!